Buongiorno a tutti, buon martedì 22 novembre, sono le 12 in punto, come sempre il nostro focus proprio per focalizzare le notizie della giornata, per andare un po' a ripercorrere quello che è successo nelle ultime ore nel nostro nord-est, quello che accadrà durante la giornata, insomma poi vi accompagneremo come sempre anche durante tutto il pomeriggio fino ai nostri notiziari della sera. Oggi giornata di maltempo, questo è un po' diciamo il tema dominante a nord-est, non solo, anche in altre regioni d'Italia, in particolare abbiamo visto che l'Abruzzo è stato colpito, la Sardegna dal maltempo, però il nord-est è un'altra delle regioni in cui l'allerta c'è stata, c'è tuttora, infatti vedremo un po' di immagini e insomma cercheremo anche di capire cosa sta accadendo, nulla di grave almeno da quello che abbiamo insomma raccolto finora, è arrivata la neve, c'è la pioggia forte, il vento, ma insomma non ci sono particolari problemi ed è un maltempo che dovrebbe andarsene nel corso della giornata. A quanto pare insomma già da domani la situazione dovrebbe migliorare, ovviamente il condizionale è d'obbligo. Rimarremo insieme fino alle 13:30 come sempre. Ieri invece, insomma, tanto per fare un passo indietro, la cronaca è stata un po' dominata dalla notizia del duplice omicidio che c'è stato a Spinea, con 2 persone, un uomo e una donna uccisi, e poi il presunto assassino che si è tolto la vita durante la notte. Allora andiamo un po' a ripercorrere quello che è accaduto. Dicevo, siamo a Spinea, in provincia di Venezia, e insomma vediamo la cronaca di questo duplice omicidio. Signora qui è eccezionale. Gentile, disponibile, simpatica e ben voluta dai residenti di via Leopardi a Spinea. È questo il ritratto di Vera Mirtai, 37 anni, albanese, uccisa domenica sera nella sua villetta insieme al compagno Flonino Mercuri, un connazionale 24enne. Un omicidio, anzi un duplice omicidio brutale, un'aggressione che non ha lasciato scampo alle vittime, trovate una al primo piano e una in garage, nell'estremo tentativo di sfuggire ai colpi mortali. È la figlia quindicenne a dare l'allarme. Ha parlato con la madre poco prima, ma dal pomeriggio, dopo essere uscita con gli amici, non riesce più a mettersi in contatto con lei e così va in via Leopardi, apre la porta del garage e fa la prima tragica scoperta. Il corpo di Mercuri è lì, per terra. Sotto shock lancia l'allarme alle forze dell'ordine, arrivano i carabinieri che fanno la seconda drammatica scoperta e trovano il corpo di Vera al primo piano. La dinamica è ancora da definire, ma entrambi sarebbero stati colpiti con un coltello, forse preso in cucina o forse portato da fuori dall'assassino. Il giovane avrebbe anche tentato di fuggire in garage, appunto. Vado a letto a mezzanotte e vengo fuori a vedere se il cancello è chiuso e ho visto tutti i carabinieri e tutte le ambulanze e quindi cosa è successo qua. Le ore successive sono frenetiche. Quando gli investigatori capiscono che non è un omicidio ma un duplice omicidio, mettono insieme i tasselli e iniziano a cercare Viron Karabollai, il marito che da un paio d'anni non vive più nella villetta di via Leopardi, anche lui albanese. Poi al mattino la tragica scoperta: il 41enne si è tolto la vita in un capannone di via Oriago, a pochi chilometri dalla casa, teatro della tragedia. Adesso gli inquirenti ricostruiranno il passato delle vittime, cercando di dare una spiegazione e un movente al duplice omicidio, che segue di poco quello di fine settembre, quando un 35enne romeno aveva ucciso a coltellate, sempre a Spinea, la compagna Lilia nel salotto del loro appartamento. Ecco, dunque non è il primo episodio, il primo femminicidio a Spinea, anzi ce ne sono stati ben 3 nell'arco di una decina d'anni, e allora il sindaco un po' ripercorre quello che è accaduto, ma soprattutto lancia la necessità, l'idea della necessità di fare qualcosa di concreto, adesso di aiutare ovviamente la famiglia di Vera, ma anche nello stesso tempo lanciare delle iniziative, qualcosa proprio di concreto, di pratico, che possa cambiare questa cultura e insomma soprattutto evitare che possano ripetersi episodi così drammatici proprio con le donne vittime anche nel futuro. Nel 2010 Roberta, uccisa con 63 coltellate dall'ex. A fine settembre un operaio romeno ha coltellato a morte la compagna Lilia nel salotto di casa. Ora altri 2 morti a Spinea, accoltellati nella casa di via Leopardi. In pratica in questo territorio è il terzo femminicidio.
Ci sono poche parole da dire, se non un grande cordoglio per la famiglia e per le ragazze, la famiglia in senso generale, ma c'è molto da fare, io credo, più che da dire. Penso che sia arrivato il momento di fare qualcosina. Azioni pratiche, iniziative di solidarietà e per diffondere una cultura che fermi questa spirale di violenza. Di riconoscere che assolutamente la società ha bisogno di oserei dire quasi un'indirizzata, però evidentemente una criticità che va messa in rilievo e bisogna avere degli strumenti corretti per poter essere operativi e attuarsi. Il Codice Rosso è già stato, diciamo, un indirizzo importante, ma evidentemente magari ha delle criticità che non è quella di questo caso, che ha dei limiti che poi si manifestano con questi atti tragici. Nel caso specifico di Vera si tratta di una famiglia che il sindaco non conosceva direttamente. Non la conoscevo e direi fortunatamente, non tanto per il fatto che è accaduto, ma piuttosto perché era una famiglia ordinaria, con le sue, diciamo, difficoltà, con tutte quelle che sono le questioni più che altro familiari, e quindi non era nota. Un momento difficile per i territori, i segnali c'erano, le difficoltà di relazioni causate dalla pandemia e poi la crisi economica. Ora purtroppo i nodi vengono al pettine. Un secondo episodio ravvicinato, un terzo se riconduciamo anche a 12 anni fa con Roberta. Effettivamente, insomma, comincia a pesare questo patrimonio, specialmente per la città, che credo che non sia riconducibile poi al territorio in sé. Ecco, stavo guardando le immagini, insomma, che arrivano sul maltempo e che effettivamente, insomma, danno l'idea che soprattutto sull'altopiano è arrivata la neve. Eccola qui, potete vedere che queste sono proprio immagini girate questa mattina, danno l'idea che la neve è arrivata e anche, direi, molto abbondante, soprattutto sull'altopiano. Quindi questo è accaduto da ieri sera, ma poi in seguito anche, dicevo, soprattutto questa mattina. Vi mostro qualcos'altro, vediamo qui di recuperare qualche altra immagine, sempre legata direi però all'aspetto della neve, che è quella che un po' anche colpisce da un punto di vista dell'immagine, ecco, diciamo così. Vediamo se la trovo, eccola qui, eccoci qui. E dicevo, era un'immagine molto corta, scusate, che quindi vi ho un po' ingannato. Vediamo se ce n'è ancora. Immagini che abbiamo recuperato questa mattina, eccole, e che insomma fanno capire come il limite delle nevicate è attorno ai 1000-1300 metri sulle Prealpi, 800-1000 metri circa sulle Dolomiti, ma a dire il vero anche a quote più basse, e quindi sarà così, presumiamo, anche per il resto della giornata, e poi, come dicevo, la situazione dovrebbe poi in seguito migliorare. E andiamo, poi ve ne mostro delle altre. Adesso andiamo a Brendola, quindi provincia di Vicenza, dove per andare incontro alle famiglie a basso reddito sono già insomma stati stanziati degli aiuti per le bollette, per gli aumenti delle bollette, per, diciamo, affrontare l'inverno con un po' più, non è risolutivo ovviamente, ma con un po' più di tranquillità. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Luisa Bertini. Un bonus riscaldamento per andare incontro alle famiglie a basso reddito, in difficoltà anche alla luce degli aumenti delle bollette. Si guarda all'inverno con un occhio di riguardo verso gli anziani e i nuclei familiari numerosi. Così l'amministrazione di Brendola ha approvato il bando per la concessione di contributi economici a sostegno delle famiglie. Per quanto riguarda il bonus riscaldamento, è stato stanziato un fondo di 18.000 euro per l'erogazione di un contributo per le spese di riscaldamento domestico, ottimizzando delle risorse destinate ad altre attività. Questo è il momento di intervenire in maniera concreta, considerato la crisi che penalizza soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Le domande devono essere presentate entro il 30 di dicembre e gli uffici si rendano disponibili ad aiutare gli utenti nella compilazione della domanda. I criteri per ottenere il contributo prevedono che il richiedente appartenga ad un nucleo familiare che, oltre all'ISEE di valore inferiore a 16.000 euro, presenti una delle seguenti condizioni: presenza di almeno un componente ultra settantenne, presenza di una persona con invalidità civile o disabile grave, presenza di almeno un figlio minore o nucleo familiare con tutti i membri in età lavorativa in stato di disoccupazione ed iscritti al centro per l'impiego.
Eccoci tornati in studio, ho recuperato qualche altra immagine che arriva anche dalle webcam posizionate ovviamente in alcuni luoghi, soprattutto sull'altopiano. Qui siamo a Tresché Conca, vedete come comunque la neve c'è già e si è accumulata nelle ultime ore e poi continua a cadere. Questa è la webcam che è posizionata in collaborazione con il comune di Roana. Andiamo a vedere anche, mi sembra di avere intravisto un'altra immagine che riguarda invece le piste da sci, quindi insomma siamo, mi pare, sulle Melette, vediamo, eccolo qua infatti, e anche qui è proprio immagine di una mezz'ora fa che fa vedere come ormai il paesaggio si può dire sia abbastanza invernale, tutto sommato è così. Vediamo se ce n'è ancora un'altra prima di cambiare argomento. Anche questa sicuramente viene da una webcam. No, niente, allora vi mostro fra poco, ne cerco ancora. E intanto però andiamo un po' a capire come era, diciamo, stata prevista la situazione per quanto riguarda Venezia, Acqua Alta, il Mose che è entrato in funzione questa notte. Allora, prima un po' la preparazione e le previsioni di ieri, poi andiamo più nello specifico a capire cos'è accaduto durante la notte. Allora, prima il servizio che Lorenzo Maier ci ha preparato sulle ore precedenti, ecco, all'acqua alta vera e propria che c'è stata questa notte. Le previsioni, già critiche della mattinata, nel primo pomeriggio sono state aggiornate al rialzo. Domani mattina alle ore 9:40 il centro marea del Comune di Venezia ha previsto un picco massimo di marea di 160 cm sul medio mare, perciò il Mose da questa notte sarà attivato ed è atteso forse dal banco di prova più impegnativo da quando è stata avviata la sperimentazione. Un vento di 40 nodi e le piogge potrebbero rendere la situazione ancora più difficile. Per questo la previsione è passata da alta marea sostenuta a alta marea eccezionale. A seguire minuto per minuto l'evolversi delle previsioni, insieme al sindaco Brugnaro, il vice sindaco Andrea Tomaello, delegato alla protezione civile, che spiega. Una marea eccezionale addirittura di 160 centimetri all'incirca tra le 8 e le 9 della mattina. È prevista l'attivazione del sistema Mose questa notte alle 3 di mattina e rimarrà alzato probabilmente fino a domani sera per cercare di salvare ancora una volta la città di Venezia dalle alte maree. Ricordiamo che senza il Mose, insomma, con 160 centimetri, quasi l'80% della città andrebbe sott'acqua. Sarà una settimana impegnativa perché le alte maree non saranno solo domani, ma saranno fino al giorno 26. Il centro maree del Comune di Venezia continuerà a seguire gli sviluppi e anche le previsioni meteo per cercare di dare informazioni alla cittadinanza e invito anche tutti i cittadini a seguire tutte le informazioni che vengono date tramite i canali ufficiali del Comune. Anche l'assessore alle attività produttive Costalonga rassicura commercianti e cittadini. I tecnici hanno spiegato al ministro che qualsiasi evento, anche con vento forte o onde anomale, il Mose non avrà nessun problema di tenuta e quindi dobbiamo veramente tranquillizzare non solo i veneziani ma tutto il mondo. Venezia non sarà più messa in ginocchio dalle acque alte, questo è un messaggio che deve arrivare al mondo intero. Infatti poi la realtà è stata che questa mattina l'acqua alta ha raggiunto i 173 cm, quindi più del previsto alle 9:40, ma è stata fermata con successo dal Mose che è entrato in funzione dalle 2 di questa mattina nelle 3 bocche di porto. Senza il Mose l'82% del centro storico di Venezia sarebbe stato allagato e sarebbe stata la terza mareggiata, diciamo la terza alta marea per gravità dopo quelle del 1966 e del 2019, pensate, quindi numeri da record. Sentiamo questa mattina durante la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri cosa ha detto Matteo Salvini proprio sul Mose, eccolo qui. Il Mose a Venezia, lo dico a chi è a casa, ai colleghi giornalisti, che sta fronteggiando la marea più alta da 50 anni a questa parte. Si raggiungono i 2 metri in mare a Malamocco, se non ci fossero le barriere del Mose
ci sarebbe Venezia sommersa in maniera catastrofica, quindi un'opera di ingegneria straordinaria che ho avuto l'onore di visitare sabato, che sta salvando un patrimonio dell'umanità, perché senza quelle barriere che sono state erette, nonostante i signor no, i comitati del no, i benpensanti del non serve, del costa troppo, ecco, la sola giornata di oggi giustifica il lavoro, l'impegno e la spesa che stanno dietro a quelle barriere, che stanno salvando in questo preciso istante, ore 10:47 di martedì 22 novembre, senza quell'opera di ingegneria incredibile, Venezia sarebbe sott'acqua, perché una marea fra il 1,80 m e i 2 metri in mare è qualcosa che non si vedeva. Vi ricorderete la grande marea di 3 anni fa, ecco, è peggio. Quindi pensare in grande, valorizzare gli ingegneri e il genio italiano, oltre che sperare che vengano in Italia a investire geni stranieri come Elon Musk, penso che sia fondamentale. Ecco, queste erano le parole di Salvini, ma insomma poi la pratica è stata proprio quella che il centro di Venezia si è salvato. Ci fermiamo per un attimo, sono le 12 e... scusate che vi do l'ora precisa, le 12:16 e noi poi torniamo fra poco. 12:18 ancora insieme con Focus fino alle 13:30. Stiamo parlando soprattutto di maltempo, abbiamo parlato del duplice omicidio di ieri a Spinea, quello sì, con poi il presunto assassino che si è tolto la vita. Però adesso stiamo parlando di meteo, stiamo parlando del Mose, come è andata a Venezia con l'acqua alta bloccata dalle paratie del Mose, e sull'altopiano soprattutto, ma insomma un po' le nostre Dolomiti con la neve. Vi mostro altri 2 filmati, neve che sta cadendo in abbondanza, qui sono sempre immagini che vengono dal nostro altopiano, qui proprio fiocchi notevoli, direi che qui di neve ne sta cadendo davvero tanta, centimetri su centimetri, era previsto, ma questi fiocchi sono davvero molto molto grandi. Altro filmato, fermiamo questo e ve ne mostro un altro che girato sempre questa mattina sull'altopiano, eccolo qui, anche qua insomma paesaggio direi assolutamente invernale, natalizio, chiamatelo come volete. La neve è davvero tanta e continua a crescere il vento, mentre in pianura la pioggia soprattutto, e però situazione sotto controllo, non abbiamo ancora segnalazioni di problemi da parte dei vigili del fuoco e nemmeno da parte della polizia municipale delle nostre città. E ovviamente queste erano immagini dell'altopiano, l'allerta ieri c'era anche sulle Dolomiti, nella provincia di Belluno. Ripercorriamo un po' le previsioni delle ore scorse, andiamo proprio lì, nel bellunese. Stiamo parlando di un passaggio perturbato, un passaggio che porta a un classico passaggio autunnale con precipitazioni direi diffuse sia su Dolomiti che su Prealpi, ma ad oggi direi che i quantitativi, se effettivamente fino a qualche giorno fa si vedevano precipitazioni più abbondanti, ad oggi i vari modelli hanno un po' diminuito l'entità. 20-40 mm in montagna, 30-50 sulla fascia prealpina, localmente anche 70 mm, misure comunque non eccezionali. Questi i quantitativi d'acqua previsti per le prossime 24 ore, quando anche la provincia di Belluno sarà investita da una fase spiccata di maltempo di stampo autunnale. Lo confermano gli specialisti del centro meteo di Arabba, smentendo di fatto i bollettini catastrofici comparsi nel weekend su noti siti e app che si occupano di meteorologia. Per la montagna non sarà un martedì da tregenda. Perché è una perturbazione che sì è piuttosto attiva ma anche piuttosto veloce, inizia i primi effetti stasera, tarda serata, e già domani sera si allontana verso est. I venti invece rinforzano, ma saranno da sud-est la mattina, poi tendono a ruotare già
dal mezzogiorno da nord a nord-est. Il centro decentrato funzionale della Regione Veneto ha emesso il bollettino che per le zone montane indica l'assenza di fenomeni significativi prevedibili. Certo, le piogge potranno innescare piccoli smottamenti o scivolamento di terriccio lungo la viabilità, perciò per chi viaggia è raccomandata prudenza alla guida. La fase di maltempo sarà limitata alla giornata di domani. Mercoledì, salvo residua nuvolosità mattutina, su tutta la provincia tornerà a splendere il sole. Adesso la cronaca, poi torniamo perché vi volevo mostrarvi anche quello che sta accadendo proprio in queste ore sulle spiagge del nostro litorale, una situazione anche lì da monitorare con attenzione, però un po' di cronaca. Adesso andiamo a Zanè, quindi nel Vicentino, con una coppia di genitori che è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di minore. Sentiamo. Zanè. Una coppia di genitori bengalesi è stata denunciata dai carabinieri per ipotesi di reato di abbandono di minore. Avevano lasciato il proprio figlio di 3 anni da solo in un'auto nel parcheggio di un centro commerciale per andare a fare la spesa. Il piccolo, addormentato sul suo seggiolino nei sedili posteriori della vettura, aveva attirato l'attenzione di alcuni clienti del supermercato che hanno allertato il 112. I militari, subito intervenuti, hanno immediatamente individuato l'auto segnalata e trovando come descritto il bimbo nell'abitacolo non chiuso a chiave. A fianco del seggiolino uno smartphone in modalità videochiamata puntato sul piccolo. Nel giro di poco tempo i genitori sono stati individuati e invitati in caserma per fornire spiegazioni. La coppia si è giustificata ritenendo sufficiente l'impiego della telecamera del telefono per vigilare sul figlio. È stata comunque denunciata e sanzionata amministrativamente per non aver installato il dispositivo anti-abbandono previsto dal codice della strada. Eh sì, in effetti è la nuova regolamentazione dopo i fatti degli anni scorsi, proprio per stroncare questo fenomeno del lasciare i figli in automobile, specie d'estate. È stata appunto introdotta questa nuova norma che obbliga ad avere un dispositivo particolare inserito nelle automobili. Ancora la cronaca, adesso andiamo però nel Bassanese per la precisione e per parlare di un furto che è avvenuto un po' particolare a Tezze sul Brenta. Sentiamo. Ecco la scena che si è trovata davanti Sonia Visentin, ex consigliera comunale residente in via Canaletto nel quartiere Concordia a Tezze sul Brenta. Camera da letto completamente a soqquadro, via tutti i gioielli, un colpo da 20.000 euro, tutto in pochi minuti e senza che nessuno abbia visto nulla. Verso l'una siamo andati via, alle 6:30 è scattato l'allarme, dei vicini hanno controllato e non hanno visto niente. Noi siamo ritornati a casa verso le 7:30, 8. Siamo entrati nel salotto, era tutto perfetto, cucina anche. Abbiamo guardato la porta e abbiamo detto ci siamo dimenticati la porta aperta. Abbiamo visto che era invece tutta scassata da in cima a fondo. Poi sono salita di sopra e lì c'era il disastro. Non c'era più niente. Cosa vi hanno portato via? Tutte cose, tutti i gioielli. Tra l'altro anche un pezzo unico. Sì, poi c'è una collana che è proprio unica, è fatta solamente personalizzata. Ci sentiamo impotenti, ci sentiamo, non so neanche io cosa dire. Sì, c'è molta amarezza, vero? Tanta. Tanta amarezza è la sensazione di insicurezza e sfiducia nella giustizia. Più di mettersi un allarme, di mettersi cosa dobbiamo fare. Ormai ci barrichiamo dentro casa come essere in carcere, così stiamo bene. Non abbiamo alternative. Poi se anche li prendono cosa ne fanno? Fanno niente. Con le leggi che abbiamo, il giorno dopo sono fuori e siamo sempre noi quelli che paghiamo in definitiva. Ecco, proprio in tempo reale mi è arrivata sul telefono la notifica dell'ARPAV per le previsioni meteo, insomma per questa mattina confermano la pioggia forte e le nevicate anche forti, ma chi meglio della situazione sull'altopiano ce la può raccontare se non il sindaco di Gallia, Emanuele Munari, buongiorno, che è collegato con noi. Buongiorno sindaco. Alla sciarpetta, che vuol dire che c'è anche, è anche freddo, è arrivato anche il freddo. Ci racconti un po' com'è la situazione questa mattina? Sì, grazie intanto e grazie a lei. Federico. E buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta.
Sì, questa mattina ci siamo alzati con un notevole ribasso di temperature che già da qualche giorno hanno fatto capolino su Gallio e sull'altopiano, e la neve si sta facendo vedere copiosa non tanto a Gallio o nei centri abitati quanto dai 1200-1300 metri in su, e qui registriamo un picco di quasi 30 centimetri in questo momento nella valle di Campomulo, proprio nelle piste di fondo di Campomulo qui a Gallio, ma lo stesso vale per il Verena sicuramente, quindi questa neve, insomma, spero che sia di buon auspicio, Federico, per il proseguo della stagione invernale. Sì, parliamo di buone notizie, in effetti il fatto che ci sia la neve non deve essere assolutamente visto come un disagio. Più in pianura magari le piogge forti possono portare qualche difficoltà, ma direi assolutamente che quello che ci sta raccontando è certamente positivo. Che stagione, insomma, come vi state preparando? Sì, allora noi abbiamo tutte le aziende impiantistiche che sono pronte appunto per attivarsi e iniziare e dare il benvenuto a tutti gli sciatori di fondo piuttosto che dello sci nordico. Noi siamo pronti, confidiamo appunto nella dama bianca, come noi spesso la chiamiamo, perché a volte si fa desiderare come tutte le donne, quindi questa dama bianca oggi si sta facendo vedere dove serve, quindi sugli impianti di risalita e di fondo. Speriamo che non sia la prima e l'ultima, speriamo che questa possa durare anche per creare un po' di immagine e di atmosfera natalizia, ma confidiamo e ci auguriamo che da qui ai primi di dicembre di poter rivedere magari anche 20 centimetri di neve anche a Gallio, anche ad Asiago e su tutto l'altopiano, perché così allora completiamo la magica atmosfera dell'altopiano con i mercatini di Natale, con le luminarie spesso nuove e rivisitate come nel comune di Gallio, per appunto mostrarci e condividere non solo con i turisti ma anche con i cittadini la magia appunto di Gallio e dell'altopiano. Ha reso benissimo l'idea di quello che sta accadendo e che speriamo si possa vedere nelle prossime settimane. Ultima cosa, magari un tasto un po' più dolente, ma ci fa il punto della situazione sul piano energetico per quello che riguarda proprio gli impianti di risalita, insomma come state collaborando e qual è la situazione? Allora, per quanto riguarda i comuni, quello che possono fare è abbastanza limitato per contrastare il caro energia appunto delle società che sono in questo tempo energivore per quanto riguarda sia l'eventuale appunto produzione di neve artificiale quanto appunto il costo energetico dell'impianto di risalita. Io confido più che nei comuni, confido nel governo, nelle azioni che questo nuovo governo sta mettendo in essere e in atto per far fronte sia dal punto di vista domestico ma anche appunto imprenditoriale e aziendale con sostegni ad hoc per appunto tutti noi. Ripeto, sia per i privati e sia in particolar modo per queste aziende che sono appunto energivore, seppur limitatamente ad un periodo invernale, ma sono energivore. Quindi io confido in quel supporto. Poi, chiaro, i comuni fanno la loro parte, hanno sempre fatto la loro parte e cercheremo di farla anche in questo frangente, cercando di capire nei meandri appunto della burocrazia che attanaglia la pubblica amministrazione che spazi di manovra potremmo noi avere per fare anche noi come comuni la nostra parte verso questi imprenditori. Grazie, quindi allora su questo ovviamente ci risentiremo. Intanto partiamo con la neve, che è la cosa più importante. Sindaco, grazie come sempre degli aggiornamenti e della collaborazione. Ci sentiamo presto e ci vediamo presto. Grazie. Sì, grazie a voi e buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata a lei, buona giornata a Gallio, ecco, in generale come simbolo, diciamo, dell'altopiano. Ci fermiamo per un attimo, però poi abbiamo la cronaca e voglio farvi vedere altri video che stanno arrivando anche dai nostri colleghi sul versante del maltempo, chiamiamolo così, che in questo momento è sul nord-est. Ci vediamo tra un attimo. Eccoci ancora insieme, stiamo parlando soprattutto di maltempo, però anche di cronaca e poi più tardi ci collegheremo con Padova per fare il punto della situazione in diretta
sempre riguardo al maltempo. Siamo stati sull'altopiano, ho tanti altri video e immagini da farvi vedere, a partire dalle spiagge del nostro litorale, ve l'avevo promesso poco fa. Prima però un altro po' di cronaca, andiamo a Padova, dove proprio è notizia arrivata pochi minuti fa dell'arresto da parte della polizia di 2 trafficanti nigeriani di droga che in casa avevano 14 kg contenuta in 1200 ovuli. Ecco la foto che è arrivata proprio dalla questura. I poliziotti dell'antidroga, della squadra mobile, infatti hanno inferto un duro colpo al traffico di droga padovano, perché sono stati arrestati 2 nigeriani di 21 e 36 anni. Tra l'altro quest'ultimo, il 36enne, è anche un richiedente protezione internazionale, sorpresi in un'abitazione di Padova con più di 1200 ovuli per un totale di oltre 14 kg di droga fra cocaina ed eroina, e una parte dei proventi di questa attività illecita, cioè 15.000 euro. Avevano notato da un po' movimenti sospetti i poliziotti in questa abitazione, siamo nel quartiere Stanga, e poi insomma si sono appostati, i servizi di osservazione dei poliziotti hanno fatto capire che erano proprio sulla strada giusta, e anzi addirittura che ci fossero dei trafficanti internazionali all'interno, e quindi poi l'irruzione, insomma la capacità dei poliziotti di inseguire questi trafficanti, perché credo che poi si fossero accorti di essere sotto controllo, sono fuggiti, diciamo così, ma hanno scavalcato il balcone, sono fuggiti, ma sono stati rincorsi per alcune centinaia di metri e alla fine bloccati in via Friburgo. La perquisizione in casa e appunto il ritrovamento di così tanta droga. Quindi complimenti alla squadra mobile della questura di Padova. Sempre cronaca, anche se purtroppo ben più triste, è quella del funerale di Suor Ferdinanda. Siamo a Rosà, siamo nel Duomo di Rosà, e parliamo della religiosa travolta e uccisa da un camion mentre attraversava a piedi la Valsugana. Vediamo. Arriva sul sagrato del Duomo di Rosà dopo aver ricevuto dalla mattina il saluto delle sorelle e degli ospiti dell'Istituto Palazzolo delle Suore delle Poverelle, sua casa per 54 anni. È tutta la comunità a stringersi alle consorelle e alla famiglia di Suor Ferdinanda Ferraro, 87 anni, travolta e uccisa da un camion condotto da un 22enne autista polacco mentre attraversava a piedi la Valsugana martedì scorso. Stava andando alla messa, come ogni giorno, Suor Ferdinanda, un'anima semplice che a Rosà era nata e aveva trascorso la maggior parte della sua vita. La suora del ricamo la ricordano così, ma anche dedita al prezioso servizio della cura della chiesa e del guardaroba delle consorelle e degli ospiti dell'istituto, anziani e persone con disabilità. Pensando a Suor Ferdinanda, viene spontaneo riconoscere la sua testimonianza, il suo essere veramente una suora delle poverelle, forte, saggia e ricca di fede. In chiesa a rappresentare tutta la città di Rosà il sindaco Elena Mezzalira. Abbiamo tutti un motivo per dire grazie al Signore per la presenza di Suor Ferdinanda in mezzo a noi, ha ricordato il parroco Monsignor Angelo Corradini nella sua omelia. Suor Ferdinanda Ferraro riposerà nel cimitero del paese, dove era nata nel maggio del 1935. Eccomi qua, sto cercando di mostrarvi quello che sta accadendo, come avevo promesso, sulle spiagge del nostro Veneto, spiagge che sono tutte sotto stress a causa delle mareggiate. Ecco qui, questo credo sia Eraclea, ma credo che sia una situazione insomma comune a tutte le spiagge, come dicevo, a causa di queste forti mareggiate che ci sono. Nella zona costiera ci sono anche problemi per quanto riguarda i fiumi che non riescono a scaricare bene. Aspettate che vi mostro anche qualcos'altro. Ecco, questa è una fotografia che ci arriva. Dicevo, problemi per i fiumi che non riescono a scaricare in mare a causa di alta marea e di vento di scirocco. Ecco, quindi la situazione è un po' difficile
nelle nostre spiagge, lungo le nostre spiagge. Questo provoca anche un innalzamento dei fiumi, soprattutto nella zona diciamo della foce, quando il fiume appunto arriva in mare. C'era un'altra immagine, eccola qui, che vi mostro. Eccola qui, e quindi in particolare tra Jesolo ed Eraclea situazione un po' più delicata. Nel pomeriggio la marea scende e il vento dovrebbe spirare da nord-est, quindi questa dovrebbe essere, al posto che da sud, la situazione prevista. I volontari della Protezione Civile naturalmente sono in campo, in attività, insieme ai tecnici del Genio civile. Torniamo alla cronaca per un incidente che è avvenuto nell'Alta Padovana. Andiamo un po' a vedere cos'è accaduto a Carmignano di Brenta nel servizio di Francesco Ratai. Era rimasta incastrata nell'abitacolo della sua auto dopo essersi scontrata con un piccolo furgoncino. Una donna è rimasta ferita sabato notte in un incidente stradale a Carmignano di Brenta, nell'Alta Padovana. Lo schianto è avvenuto in Viale Margherita, lungo la strada regionale 53. I pompieri, arrivati da Cittadella, hanno estratto la guidatrice per poi consegnarla alle cure dei medici del 118 che l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale. Sul posto anche i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del caso. Illeso il conducente del Fiat Fiorino coinvolto nell'incidente. Come sempre, come spesso insomma facciamo, ci appoggiamo anche ai nostri colleghi di Tele4 di Trieste per vedere un po' anche la situazione nell'estremo nord-est, quindi proprio in Friuli Venezia Giulia. Ogni tanto insomma notizie che interessano anche noi, naturalmente notizie interessanti per la zona, ma qualche volta anche con dei risvolti che riguardano anche il Veneto. In particolare insomma andiamo a vedere insieme quello che riguarda Trieste per quanto concerne i prossimi lavori pubblici, le opere che verranno realizzate, insomma un piano molto corposo che andiamo a vedere insieme. Ammontano a 244 milioni di euro i finanziamenti che compongono il piano triennale delle opere. Illustrato nel pomeriggio dagli assessori comunali Lodi, Savino, Lobianco e Bertoli, il documento è stato redatto con un certo anticipo rispetto al consueto, in modo da poter essere compreso nel bilancio comunale che sarà votato già in dicembre. 142 milioni provengono da contributi, 63 milioni dal PNRR, 39 milioni da capitali privati, 62 da stanziamenti di bilancio. Il piano triennale delle opere di fatto disegna o ridisegna il volto della città. I contributi più significativi riguardano strade e viabilità per 53 milioni di euro e beni culturali per la medesima cifra. Abbiamo puntato molto sul PNRR, dove abbiamo ottenuto consistenti finanziamenti, ma anche abbiamo continuato in continuità ad intervenire sull'edilizia scolastica, su interventi puntuali e manutentivi, ma anche sullo sport. A giocare la parte del Leone è il Porto Vecchio, dove arriveranno finanziamenti definiti senza precedenti dall'assessore Bertoli, 130 milioni di euro. Del resto basti pensare alla cabinovia, al Viale Monumentale, agli interventi al Magazzino 26, al parcheggio in piano e alla cittadella dello sport per registrare una volta di più come il Comune consideri quella l'area attorno alla quale si innesterà il futuro della città. È una delle opere, delle scommesse più importanti di questi anni, ma non solo per questa amministrazione, ma per la città di Trieste, per vedere quella città cosiddetta proibita, aperta a tutti, che dovrà essere un tassello turistico, culturale per la crescita della città. L'assessore Savino dal canto suo ha sottolineato l'attenzione al verde pubblico, progetti per Piazza Carlo Alberto, Villa Engelmann, Villa Rivoltella, ma anche per un nuovo giardino pubblico a Servola per Piazza Sant'Antonio e al risanamento e alla pulizia dei marciapiedi, ma si interverrà anche sui muri di sostegno e con la pulizia dei torrenti. Il tema ambientale è un tema prioritario, conseguentemente ho cercato di trovare le risorse adatte proprio alla manutenzione e alla valorizzazione del nostro verde pubblico. Quindi diversi soldi verranno stanziati su questo argomento, anche le strade e i marciapiedi. Abbiamo la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei nostri cittadini, quindi andremo a rivedere tutte le asfaltature dei marciapiedi, anche in periferia, perché reputo che anche le periferie non devono essere abbandonate, quindi faremo piano a piano, abbiamo ancora diversi anni davanti per poter rivedere e rifare tutto il manto stradale e la pavimentazione. Per quanto concerne i lavori pubblici, come dire, proprio
propriamente detti, si procederà in Piazza della Libertà, in Piazza Ortis con le riqualificazioni della biblioteca civica, dell'orto lapidario, dell'orto botanico, della cella di Oberdan. Andrà avanti l'intervento allo stadio Grezzar, si interverrà al Palarubini e al Draghicchio. Sono 22 i milioni riservati a sport, spettacolo e tempo libero. Spulciando l'elenco spiccano infine i 2 milioni di euro per i cimiteri, che consentiranno di realizzare il nuovo forno di cremazione e di intervenire su una scala interna a Sant'Anna e di rimettere a posto i cimiteri di Prosecco e Servola. Tanto arrivano ancora immagini di maltempo, poi ve le mostro. Sono le 12:44, facciamo una breve pausa, poi torniamo in Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, per parlare di quello che riguarda proprio le nostre province. – 12:48 di martedì, una giornata all'insegna del maltempo, almeno per quello che erano, diciamo, le previsioni, ecco, diciamo così, che insomma peraltro pare che sia un maltempo abbastanza sotto controllo da quello che sappiamo, da quello che abbiamo capito. Abbiamo ancora delle immagini che continuano ad arrivare, queste ce le ha mandate la nostra collega Ilaria Marchiori. Questa è Eraclea, allora un filmato che ci fa vedere la situazione con le spiagge, abbiamo detto, del litorale, che sono un po' sotto pressione per le mareggiate, quindi è una situazione da tenere comunque costantemente monitorata, e questo è, diciamo, necessario, mettiamola così, mentre anche sotto controllo, anzi addirittura ancor più sotto controllo rispetto a queste immagini di Eraclea, possiamo dire che è Venezia, perché Venezia, adesso vi mostro, ecco, questa è Piazza San Marco, che questa mattina si è salvata grazie al Mose. Infatti l'acqua alta ha raggiunto i 173 centimetri in mare alle 9:40, ma è stata fermata dalle paratie del Mose, che sono entrate in funzione alle 2 di stanotte, quindi le 3 bocche di porto avevano le paratie sollevate e in laguna sono stati registrati soltanto 62 centimetri di alta marea. Senza il Mose sarebbe andata sott'acqua l'82% della città storica, perché le previsioni davano un picco di 170 centimetri, il terzo per gravità, dopo la marea del 1966 e quella di 3 anni fa, del 12 novembre 2019, e quindi bene con il Mose che ha protetto, diciamo così, Venezia. Con gli ultimi temporali sono saliti però a 42 gli eventi estremi lungo la penisola, quindi lungo tutta l'Italia, nell'ultima settimana, tra trombe d'aria e tempeste di vento, violenti temporali, eccetera. E questo è un rilevamento fatto dalla Coldiretti, con campagne sott'acqua, alberi spezzati, case scoperchiate, insomma è successo un po' di tutto, e i forti temporali ovviamente condizionano anche l'andamento del mondo dell'agricoltura. Una notizia di cronaca, eccola qui, prima di andare a Bassano per un altro nostro servizio, ve la do perché comunque riguarda anche il mondo degli alpini, perché è morto il generale di corpo d'armata Franco Cravarezza, di Asti, della provincia di Asti, aveva 73 anni e prestato servizio in molti reparti alpini della brigata taurinense in Piemonte, in Alto Adige, la brigata Cadore in Veneto, e quindi era, insomma, veramente un personaggio, una persona molto conosciuta nel mondo degli alpini, e quindi condoglianze alla famiglia per il generale Franco Cravarezza. Dicevo che andavamo a Bassano per parlare di San Lazzaro, una zona della città che vogliamo, insomma, tenere monitorata. Vediamo il servizio di Ferdinando Garavello. Su San Lazzaro è scesa la nebbia, non quella tipicamente autunnale che ammanta raramente alberi e case a Bassano e dintorni, ma quella dell'incertezza. Dopo tante promesse, dichiarazioni e rassicurazioni, ora di San Lazzaro non si parla più, o quasi. Eppure i cittadini hanno già detto la loro più volte, assieme alle associazioni del territorio e al mondo agricolo. Tutti i soggetti che, compresi i quartieri e i gruppi ambientalisti locali, hanno fatto sapere a chiare lettere che la campagna di Riva Bianca e Rambolina non si deve toccare. Il progetto, che potrebbe portare centinaia di migliaia di metri quadrati di capannoni, asfalto e cemento, con annessi e connessi su questo lembo di campagna bassanese, sta transitando nella conferenza dei servizi, dove ha incassato qualche no piuttosto deciso.
e fra qualche settimana arriverà in Consiglio Comunale. E così, giusto per ricordare qual è il sentimento diffuso su questo tema, un gruppo di agricoltori ha deciso di dare vita a un omaggio del comparto primario proprio alle campagne di San Lazzaro. Una sfilata di trattori per ricordare a tutti la vocazione di quel fazzoletto di terra, che era anche la vocazione di tante altre aree agricole diventate qualcos'altro nel corso dei decenni. Ma chi lavora la terra se ne intende di radici e questo mondo non ha alcuna intenzione di fare a cambio con nuove radici di cemento. Altre immagini che arrivano da Venezia, ve le mostro, siamo molto vicino a Piazza San Marco e danno l'idea certo del maltempo. È sempre bello vedere Venezia anche insomma con un clima così che non è che proprio sia l'ideale, però sono sempre immagini che si guardano volentieri proprio per il fascino che hanno, in questo caso per farci vedere anche che per fortuna il Mose ha protetto la città, ha protetto San Marco e in questo caso anche Rialto. Abbiamo detto che senza il Mose oggi, con le previsioni che c'erano e con l'alta marea che si è verificata, si sarebbe allagato oltre l'80% del centro di Venezia, della zona del centro di Venezia. E qui, come vedete, insomma, siamo a Rialto e anche qui la situazione è ampiamente sotto controllo. Mano a mano che arrivano le immagini io ve le mostro. Adesso andiamo invece a Pieve del Grappa perché insomma è stata fermata una spacciatrice che aveva messo in piedi una fiorente attività illecita. Vediamo. Aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio dal 2008 al 2010. Su di lei pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Venezia a seguito di una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. La donna, 48 anni di origini marocchine, era ricercata dal 2020. Le indagini serrate dei carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno permesso di individuare la località dove si era rifugiata da tempo. Infatti viveva in un'abitazione a Pieve del Grappa. Nelle scorse ore i militari sono andati a bussare alla porta. Per la 48enne sono scattate le manette. Dopo le formalità di rito è stata trasferita al carcere femminile di Venezia, la Giudecca. La donna, assieme ad altri complici, per oltre 2 anni aveva avviato un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti piuttosto remunerativa ed era stata arrestata in flagranza di reato con 7 kg di hashish e svariate migliaia di euro provento dell'illecita attività. Di lei, una volta uscita, si erano perse le tracce fino a qualche tempo fa, ora in carcere. Sempre parlando di maltempo, dobbiamo dire che dovrebbe essere previsto un miglioramento già domani, con le condizioni meteo che saranno più tranquille e con la perturbazione che si dovrebbe spostare verso sud già oggi pomeriggio, verso sera, insomma, neve a quote basse e maltempo che dovrebbe lasciare il nord-est. Abbiamo visto tanta neve, poi ve la rimostro sull'altopiano e anche, perché no, nel Bellunese, e quindi questa è sicuramente una notizia positiva. Per quanto riguarda invece la cronaca, torniamo ad occuparci dell'incidente mortale che purtroppo c'è stato a Villanova di Campo San Piero, un giovane 18enne calciatore che non ce l'ha fatta. Allora vediamo cosa succederà nelle prossime ore per ricordare questo giovane. Un minuto di silenzio nei campi da calcio dove domenica hanno giocato le squadre giovanili della società US Torre, dove militava nei juniores Emanuele Piccolo. Il 18enne di Villanova di Campo San Piero, morto sabato pomeriggio in un drammatico incidente stradale a pochi metri da casa. Lo schianto in via Cornara, nella frazione di Murelle, intorno alle 13:30. Il giovane stava andando proprio all'allenamento di calcio. Con sé aveva il borsone, ma fatti appena 100 metri ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un albero, un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo. In attesa di conoscere la data dei funerali a cui parteciperanno tutti i compagni di squadra e di scuola, per giovedì sera è prevista in parrocchia una veglia di preghiera per il 18enne per dare conforto alla famiglia. Emanuele Piccolo era cresciuto con il papà dopo aver perso a soli 3 anni la mamma. Un rapporto molto forte quello tra padre e figlio, insieme condividevano la passione per la moto. Emanuele da poco guidava la Kawasaki intestata a Papà Nicola. Era prudente, così lo descrivono gli amici. La dinamica dello schianto, secondo i rilievi della polizia locale
comunale del Campo San Pierese parla di un'uscita di strada autonoma. Emanuele, dopo aver imboccato via Cornara, che è un rettilineo, ha sbandato dopo aver superato un dosso ed è finito lungo il ciglio stradale, centrando un grosso albero. Ancora immagini che arrivano, vediamo se riesco a mostrarvi quello che arriva da Punta Sabbioni, eccolo qua, ce l'ha spedita il nostro collega Lorenzo Maier. Guardate, in effetti insomma la forza del vento è notevole, si può parlare di mareggiata sicuramente qui a Punta Sabbioni, con però situazione che da quanto è brutta qui, tanto invece è migliore a Venezia, in centro, grazie al Mose, l'abbiamo detto, che sta salvando la situazione questa mattina da un'alta marea che almeno stando alle previsioni doveva essere davvero alta, ed è stato così, perché abbiamo superato i 170 avrebbe superato i 170 centimetri, invece con il Mose tutto è andato bene. Padova adesso per parlare di ambiente, con la piantumazione di migliaia di alberi nuovi che sono stati sistemati, messi a dimora per sostituire quelli morti per la siccità eccezionale di quest'estate. E purtroppo ce ne sono stati anche altre centinaia che invece sono stati addirittura rubati. Pensate che brutta cosa. Vabbè, andiamo a vedere il servizio di Valentina Visentini. Sono iniziate le piantumazioni degli oltre 2.200 alberi morti a Padova per la siccità eccezionale di quest'estate. Altri 600 invece sono stati vandalizzati e rubati. Queste piante fanno parte del programma di piantumazione in città di 10.000 alberi. Purtroppo il 20% sono morti a causa delle alte temperature e della carenza di piogge che hanno segnato il 2022, e per questo la ditta, che aveva vinto l'appalto per la piantumazione, si è impegnata a sostituire le piante morte o vandalizzate. Stiamo procedendo già da diversi giorni con le sostituzioni, lo facciamo con accuratezza, con anche dei passi ponderati, perché vogliamo mettere le tipologie e le specie che hanno dimostrato proprio alla luce di questa esperienza di resistere meglio rispetto anche a futuri possibili momenti di nuova siccità. Lo stiamo facendo oggi, che è la giornata nazionale degli alberi, per dare evidenza dell'attenzione e della cura che vogliamo mettere nei confronti del nostro patrimonio arboreo. Il comune ha cominciato dal parco Roncaiette. Le piante scelte non sono della stessa tipologia di quelle morte per la siccità, ma si è scelto di piantare specie più resistenti. Questi alberi cosa rappresentano? Rappresentano qualità dell'aria, rappresentano capacità di mitigare le isole di calore, essere più resilienti rispetto ai cambiamenti climatici. È una città verde con tanti alberi, anche una città più bella da vivere, più salutare, e per questo vogliamo continuare nella preservazione di quelli che abbiamo e nell'aumento progressivo di nuovi alberi per la città. L'obiettivo di raggiungere quanto prima la neutralità climatica di Padova di 2.700.000 kg di CO2 in meno ogni anno nell'aria che respiriamo. Quindi piano chiaro e insomma comune che va avanti su questa strada, non può che far piacere ovviamente. Rimaniamo a Padova, anche se ci occupiamo della provincia di Padova. Il tema di oggi insomma è quello del maltempo, una situazione che pare sotto controllo, ma sentiamo Chiara Gaiani da Padova con Federico Cibotto. Intanto ciao Chiara, dici dove sei, perché è importante anche capire dove sei e di cosa ci puoi parlare riguardo al maltempo. Federico, buongiorno a te e anche ai telespettatori. Ci troviamo all'interno della sede della provincia di Padova alla Stanga con il vicepresidente Vincenzo Gottardo, che ringraziamo proprio per fare il punto sulla situazione del maltempo in provincia. Gli aggiornamenti stanno arrivando sul telefonino del vicepresidente man mano. La situazione più preoccupante è nella zona di Monselice, anche se parlare dell'allarme insomma forse è un po' forte, nonostante ti diamo proprio una notizia che ci è arrivata qualche istante fa, ci sia un ferito, anche un ferito grave per un albero caduto sulla sua auto a Monselice. Si tratta di un giovane di 27 anni che è stato ricoverato in ospedale a Monselice in gravi condizioni. Qualche informazione in più, intanto noi abbiamo mostrato proprio l'auto, stiamo mostrando l'auto schiacciata dall'albero. Infatti, ed è quindi più che la pioggia e il vento a preoccupare, proprio a Monselice è stato aperto il centro operativo comunale di protezione civile. Gli aggiornamenti appunto ultimi li chiediamo a Vincenzo Gottardo.
Sì, buongiorno a tutti. L'aggiornamento innanzitutto sulla provincia di Padova, non c'è uno stato di allarme né uno stato preoccupante. Da questa notte sono scesi poco più di 30 mm di acqua e ricordo che la soglia è 50 mm per la situazione di emergenza, per cui non siamo assolutamente preoccupati. Fortunatamente poi c'è che riceve molto e i fiumi che erano i corsi d'acqua che erano piuttosto in secca, per cui anche loro sono in grado di ricevere le abbondanti precipitazioni che stanno scendendo, per cui è una situazione assolutamente sotto controllo. L'unico COC aperto, come si diceva prima, è quello di Monselice per la presenza di diversi alberi che sono caduti lungo le strade, per cui gli uomini e le donne della protezione civile sono fuori sul territorio per riparare subito i danni degli alberi e anche ripristinare il traffico. Altri uomini di protezione civile sono fuori sulla zona Colli, sul distretto di Padova Sud, ma ripeto, la situazione è assolutamente sotto controllo e al momento non abbiamo comunicazioni in sede operativa della protezione civile di situazioni di allarme. La pioggia proseguirà fino alle 16-17 di oggi e non sono previste precipitazioni atmosferiche per la serata e addirittura nella giornata di domani è prevista una giornata di sole, per cui siamo ottimisti e fiduciosi. Ecco, diciamo che la siccità che abbiamo toccato con mano in questi mesi, in questa situazione sta purtroppo ai noi dando una grossa mano. Sì, sta una grossa mano, in questo caso possiamo dire fortunatamente i corsi d'acqua sono in grado di ricevere le abbondanti precipitazioni. Non siamo preoccupati, bisognerà fare delle considerazioni per il periodo invece invernale, perché durante la siccità estiva molta vegetazione è cresciuta nei letti dei corsi d'acqua e dei fiumi e per cui questa vegetazione può essere quella che potrà trattenere detriti, potrà trattenere qualsiasi cosa scenda appunto lungo i corsi d'acqua e questo potrebbe costituire anche causa di improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua, ma insomma adesso non cerchiamo di guardare avanti e guardiamo alla stagione. Ripeto, le precipitazioni di oggi sono eccezionali, ma non sono assolutamente un fatto anomalo per questo periodo dell'anno, è che purtroppo ci eravamo abituati a tanta siccità e per cui non ricordiamo quanto invece siano importanti in questo momento, in questa stagionalità, le precipitazioni così copiose di acqua. Ecco, diamo una notizia anche per i cittadini di Padova, è in realizzazione il bacino di laminazione nella zona di Brusegana, non è ancora ultimato ma è pronto ad entrare in azione. Insomma, noi abbiamo visto qualche immagine che gira sui social in queste ore, c'è un po' d'acqua all'interno di questo bacino di laminazione. Quella era una zona della città che storicamente aveva dei problemi legati agli allagamenti, dove si è intervenuto. Sì, questo è la dimostrazione di quanto importante è l'intervento dell'uomo per far fronte alle due grandi criticità che noi abbiamo, che è la siccità nel periodo estivo e il rischio idrogeologico nel periodo invernale. Quindi il grande cambiamento climatico che è in atto e la situazione del nostro territorio ci impongono per forza, ma le istituzioni hanno già avviato un percorso, dei tavoli di confronto, dei tavoli di lavoro importanti che stanno già portando ai primi risultati proprio per interventi concreti, quindi stanziamenti di somme di denaro e interventi concreti per far fronte a queste problematiche che 10 anni fa erano problematiche poco conosciute, per non dire addirittura sconosciute. Ecco Federico, non so se hai altre domande da studio per il nostro ospite. Un'integrazione in parte ha già risposto Gottardo, solo per capire le prossime ore cosa dobbiamo aspettarci. Sì, allora ci chiedono da studio le prossime ore che cosa prevedono. Abbiamo delle buone notizie da dare ai cittadini. Abbiamo delle buone notizie perché le precipitazioni piovose dovrebbero terminare tra le 16 e le 17 di oggi e ripeto, in serata non ci sono piogge previste, addirittura nella giornata di domani è prevista una giornata di sole, per cui noi siamo fiduciosi e confortati da queste previsioni. Ecco, non
so se hai già mandato, Federico, il servizio collezionato, realizzato dalla collega Valentina Visentin, che ha sentito i tecnici dell'ARPAV questa mattina. Ci dice che una perturbazione dovrebbe interessare il Padovano nei prossimi giorni, ma non ci preoccupa, giusto Vincenzo Gottardo? Sì, anche quella è una precipitazione che al momento rientra per quantità di acqua e per tipologia di raffiche di vento in quelle prevedibili, e sotto certi aspetti mi sento anche di dire auspicabili per questo momento dell'anno. Sì, davvero, con le immagini che abbiamo ancora negli occhi dei letti dei fiumi quasi in secca di questa estate, davvero la pioggia forse se continua così è auspicabile. Grazie Chiara. Perfetto, grazie, sì. Ringraziamo il nostro ospite, ringrazio anche Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e restituisco la linea allo studio da Padova. Grazie a voi, grazie Chiara, buon lavoro, buone notizie allora per il proseguo della giornata. Purtroppo, come abbiamo visto, abbiamo un'altra fotografia, notizie molto meno buone per questo ferito grave che possiamo comunque ricondurre al maltempo, perché è accaduto in via Facchini a Monselice, ne abbiamo parlato, quest'albero che è caduto sopra l'autovettura e dà proprio questa fotografia l'idea di quanto di quanti danni abbia riportato l'auto. I pompieri sono arrivati da Este e da Padova con l'autogru, hanno liberato l'uomo che era rimasto incastrato nell'abitacolo, è un giovane di 27 anni che è stato poi trasferito in ospedale, ovviamente carabinieri presenti per deviare il traffico e fare i rilievi, ma dalle 10:20 i pompieri sono ancora lì, quindi operazioni ancora in corso. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo con Focus. (13:11) ancora insieme fino alle 13:30. Abbiamo visto tanti video, tante immagini che arrivano dal mare, da Venezia, dall'altopiano, per capire un po' come sta andando la situazione, la neve che è arrivata copiosa, la pioggia, il Mose che ha, tra virgolette, salvato Venezia, purtroppo l'incidente drammatico che è accaduto questa mattina a Monselice con un'auto schiacciata da un albero e con il conducente rimasto gravemente ferito. Ci sono a Vicenza i controlli interforze che proseguono, è ormai veramente un motivo dominante di questa nuova direzione della questura di Vicenza, con il questore Paolo Sartori che sta usando moltissimo questa strategia dei controlli interforze. Vediamo gli ultimi sviluppi che ci racconta Daniele Garbini, questo servizio proprio appena realizzato. 253 è il numero delle persone identificate nell'ultima operazione di controllo straordinario interforze nel comune di Vicenza, predisposto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificato dal questore Paolo Sartori. Viale Milano, via Genova, via Firenze, Corso San Felice e Fortunato sono state le zone controllate dalle pattuglie di carabinieri, finanzieri e poliziotti, che hanno organizzato anche 6 posti di controllo sulle principali vie di accesso alla città e dove sono state fermate 105 vetture. Controllata anche la zona dell'ospedale, il quartiere San Pio X e soprattutto il centro storico. Verifiche anche in 5 esercizi commerciali. Tra le persone identificate anche 37 pregiudicati. Per uno di questi, gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, oltraggio a resistenza pubblico ufficiale, ubriachezza molesta e false dichiarazioni, il questore ha disposto un avviso orale previsto dal codice antimafia. Ancora immagini, ancora video, vi faccio vedere qualcos'altro prima di andare a una celebrazione importante che c'è stata ieri a Venezia. Questo è Gallio, credo che addirittura le immagini le abbia mandate il sindaco, Emanuele Munari, che abbiamo sentito prima in collegamento Skype, neve che
sta cadendo non proprio neve vera, diciamo a Gallio, avete visto, insomma un po' mista d'acqua, però tutta la zona, ce l'ha raccontato prima il sindaco, degli impianti di risalita, lì sì invece la neve è caduta e credo che continui a cadere copiosa. Vi mostro, vediamo qui che cosa c'è, ancora un paio di video che volevo mostrarvi. Questo è relativo al mare che ci ha mandato il nostro Lorenzo Maier. Guardate, la situazione è comunque di mareggiate che sono in corso sulle nostre spiagge, in particolare tra Jesolo ed Eraclea, abbiamo detto, con il pericolo che sì, il mare si mangi ancora, come si dice un po' in gergo, ancora un po' di spiaggia. In effetti non sono proprio immagini incoraggianti sotto questo punto di vista, però è anche vero che il Mose, abbiamo detto, che ha svolto un ruolo molto importante e ha salvato il centro di Venezia. Infatti ecco qua le immagini di un centro di Venezia che sarebbe andato sott'acqua per l'83% della sua estensione, cioè l'83% del centro di Venezia, scusate il gioco di parole, sarebbe stato sommerso dall'acqua alta, dall'alta marea. Invece vedete che grazie al Mose mi pare i centimetri dell'alta marea siano stati solo 60, e con 60 ovviamente la situazione è molto più incoraggiante. Non ci sono stati gravi problemi. Prima abbiamo visto San Marco, poi abbiamo visto Rialto, queste sono altre immagini del Canal Grande, e direi che la situazione è ampiamente positiva e sotto controllo grazie, ripeto, al Mose che si è attivato, che è stato attivato alle 2 della notte scorsa. E sempre a Venezia però la città ha rinnovato il suo legame con la Madonna della Salute, una cerimonia attesa e molto tradizionale che vediamo insieme. Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Sono le parole dell'Apostolo Paolo e noi le facciamo risuonare in questo nostro pellegrinaggio in cui ci uniamo ai nostri progenitori e rinnoviamo nell'oggi una tradizione che ci vuole ancora chiesa, che ci vuole città. Venezia ha rinnovato così il suo legame e devozione con la Madonna della Salute e mai come quest'anno, dopo 2 anni di pandemia, il pellegrinaggio dei veneziani della città d'acqua e di terraferma è stato davvero incessante. Durante il pontificale, trasmesso questa mattina in diretta su Antenna 3, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraria, ha rivolto un richiamo forte alla tutela delle fragilità. Il bene comune, il bene dei più fragili, perché è qui che si misura la civiltà di una società. Ed è questo il filo conduttore che guida la nostra Chiesa, che in Venezia in quest'anno, nel nuovo tratto di cammino sinodale, c'è bisogno di vicinanza, c'è bisogno di affetto, c'è bisogno di persone disposte a camminare con gli altri. Poi, dalla scalinata della Basilica dell'Onghena, la benedizione alla città, anche per tutti coloro che non sono riusciti ad entrare in Basilica, e la lettura della bolla con l'indulgenza plenaria concessa da Papa Francesco. Dato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi. Eccoci qua, tornati in studio, ancora insieme fino alle 13.30, sono le 13.17 di questo martedì 22 novembre. Tante immagini fresche, tra virgolette, cioè arrivate in redazione da pochi minuti, quasi tutte incentrate sul maltempo lungo le spiagge del nostro litorale, sulla città di Venezia, ma anche sull'altopiano, poi ve ne mostro ancora. Prima però rimaniamo su questo rito e questa celebrazione della Madonna della Salute, perché insomma ci sono anche delle voci che ha raccolto Lorenzo Maier. Venezia riscopre il gusto della coesione e della ripartenza. Attorno alla festa della Madonna della Salute tanti significati capaci di unire, che mescolano fede e tradizione. Candele votive per la Vergine, poi tappa al mercatino, frittelle, palloncini e zucchero filato per i bambini. Le parole del patriarca hanno scaldato i cuori. Oggi a rappresentare la città di Venezia il sindaco qui. È
un giorno di grande festa per Venezia, questa è una delle tradizioni anche più sentite dalla nostra comunità. Affidiamo alla nostra Madonna della Salute le preghiere per la nostra città, che ci dia tanta salute e tanta serenità. L'omelia del nostro patriarca ci ha davvero commosso, ha parlato di temi molto attuali, ha parlato di giovani, delle donne vittime di violenza e ci ha ricordato quanto sia importante avere un cuore buono. L'intercessione della Madonna ha salvato Venezia da una delle pestilenze del Seicento, ci permette oggi di dire che dobbiamo far colloquiare quel momento di salvezza col bisogno di pace che c'è oggi. Siccome siamo attraversati da tutte le vicende della guerra e anche una società che ha bisogno di messaggi di pace, speriamo che la salvezza della salute nata nel Seicento con l'intercessione della festa odierna ci porti un percorso di fede, di speranza e soprattutto di pace. Tra i tanti pellegrinaggi, eccone uno particolare. Sono partite le ragazze di Zelarino in cammino a piedi alle 5 per venire a messa qui e si sono fatte a piedi, vanno e tornano a piedi. Questo è... Com'è andata l'andata? Benone, loro sono forti, sono abituate e credo che anche questo sia un bel segno di devozione nei confronti della Madonna, un pellegrinaggio nel vero senso della parola. Quante erano circa? Una trentina di donne. E anche per il patriarca non può mancare un piatto di gustosa castradina. Questa l'abbiamo già in conto e speriamo di andarla a mangiare presto se finisce l'intervista. Simpatia del patriarca, l'importanza di questa celebrazione, l'avete visto, sentita molto dai veneziani, ma non solo, la neve sull'altopiano, ancora un'immagine fatta direttamente dall'auto con la neve che cade, parliamo veramente di poco fa, e il paesaggio ormai davvero molto molto imbiancato che non può che far piacere. E per quanto riguarda però Bassano, adesso andiamo a fare anche un po' il punto della situazione sul Ponte Vecchio, sul Ponte degli Alpini, perché c'era un convegno importante, andiamo un po' a sentire i temi principali trattati. Nel giorno del convegno organizzato per proporre le nuove strategie di valorizzazione del Ponte Vecchio di Bassano, vedi alla voce Patrimonio UNESCO, il monumento nazionale si scopre una volta di più preda di vandali e maleducati. Eccolo qui il nuovo graffito apparso sulla balaustra nel fine settimana. Uno scarabocchio fatto con il pennarello nero che spicca come un pugno in un occhio sull'inconfondibile tonalità di rosso del legno appena restaurato. Giusto un paio di giorni fa, proprio nel corso della registrazione di un altro servizio di Rete Veneta, era emerso un precedente graffito, stavolta vergato in giallo, su uno degli affacci da cartolina del Ponte Vecchio. Con tutte le telecamere puntate sul monumento dovrebbe essere piuttosto facile per la polizia locale risalire agli autori dei due vandalismi o almeno ricostruire le circostanze di quanto accaduto sul gioiello dello scrigno bassanese. Uno scrigno sul quale, fra ciclisti che sfrecciano in sella e automobilisti sbadati di passaggio, rimangono molto in vista anche le ragnatele non rimosse dai lampadari. Ragnatele che magari andavano pure bene per i festeggiamenti di Halloween, ma che continuano a deludere fortemente turisti e visitatori. Per non parlare della vernice scrostata a poco più di un anno dall'inaugurazione del ponte restaurato. Su questo tema l'amministrazione di Elena Pavan dice che la vernice è stata scelta dalla sovrintendenza e che sono stati stanziati dei soldi per sistemarla. L'ex assessore ai lavori pubblici Roberto Campagnolo suggerisce invece che forse qualcuno non ha letto bene il libretto di istruzioni, per così dire post vendita, dato che probabilmente qualche manutenzione andava fatta prima dello scrostamento. Insomma, il ponte ha le sue grane, sono in molti a sperare che la candidatura UNESCO serva a cancellarle una volta per tutte. A Padova si parla in questi giorni anche di Team for Children, un'associazione che aiuta il reparto di oncoematologia pediatrica a Padova dell'azienda ospedaliera, con la presidente indagata però per appropriazione indebita, indagine che è ancora in corso. Più che altro il servizio di Valentina Visentin cerca di capire cosa è successo nelle scorse settimane all'interno del consiglio direttivo. Già da marzo i rapporti all'interno dell'associazione Team for Children sarebbero stati tesi. Durante un consiglio direttivo nel verbale viene riportata infatti la volontà della presidente Chiara Girelazione di chiudere l'associazione che sosteneva il reparto di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova e destinare le risorse a famiglie bisognose.
Il particolare è stato riportato dal quotidiano Il Gazzettino. Dalla scorsa settimana la presidente Girella Zena risulta indagata per appropriazione indebita dei fondi destinati ai bambini malati dopo un esposto presentato in procura a febbraio che ha dato il via all'indagine. La presidente di Team for Children aveva giustificato la volontà di chiudere dopo che la segretaria si era licenziata improvvisamente alla fine del 2021. Dal verbale dell'incontro di marzo inoltre emerge che pure i rapporti tra la Onlus e l'azienda ospedaliera erano diventati minimi. Questo è un po' il punto della situazione, ovviamente indagini in corso per cui tutto da dimostrare, con Vicenza adesso che ci propone un viaggio tra la gente, tra i cittadini, per parlare di insalata. Vediamo. Fatto raccolto oggi, cosa abbiamo raccolto? Il sedano, prezzemolo, sedano. Il cappuccio si mangia adesso perché è già pronto. Un po' di insalate, dopo peperoni. Agli orti urbani di via Fratelli Bandiera si avverte forte il senso di complicità tra chi condivide la passione per l'orticoltura fai da te. Il numero di appassionati della comunità è in aumento, spinti dal desiderio di mangiare sano, ma anche dalla necessità di risparmiare. Questo è un risparmio, sa. Io che ho una misera pensione e sono da sola, ho 6 figli, 6 famiglie, 12 nipoti, però tutti vivono con lo stipendio, che sa oggi cos'è lo stipendio in linea di massima. La moglie è arrabbiatissima, ho fatto 200 vasetti da mezzo chilo di salsa di pomodoro. Dunque... Ma vogliamo mettere anche risparmio e andare al supermercato? Sì, risparmio decisamente sì, perché insomma con 1,50 € compri una vaschetta di 12 piantine di insalata, dunque... Prezzi nei supermercati, la verdura e la frutta? Guardi, quel tasto lì lasciamo perdere perché... Siamo andati fuori dalle righe qua, Sì, ma io compro le patate perché non sto qua a lavorare tanto, ma tutto il resto me lo faccio io e gusto migliore e non conosco i prezzi. Non ci sfamiamo una famiglia certamente con un orto di 50 metri quadri, però quel poco che si coltiva, che si riesce a coltivare, che si riesce a produrre, sappiamo che è qualcosa di genuino. Eccoci qua, ancora qualche servizio da vedere insieme, ma anche qualche immagine. Vediamo se ve la mostro. Arrivata adesso da Venezia, io penso che sia, penso che sia il Lido. Eccolo qui, credo che sia il Lido di Venezia, con la situazione proprio in questi ultimi minuti. Sempre insomma il mare che fa un po' paura, però abbiamo sentito che dalla Protezione Civile che insomma la situazione è sotto controllo, a parte purtroppo l'incidente che si è verificato a Monselice nel Padovano. È una duna mangiata un po' dal mare, vediamo se riesco a mostrarvela, che è arrivata anche questa, le immagini sono arrivate da poco, no, siamo sempre col Lido, comunque insomma come vedete acqua che si allarga, piogge che sono direi abbastanza così impressionanti, anche se, ripeto, tutto sotto controllo, almeno queste le indicazioni che arrivano dalla Protezione Civile. Il 25 novembre è il giorno contro la giornata contro la violenza sulle donne. Allora insomma, fra le tante iniziative che ci saranno, andiamo a Treviso per parlare di quello che faranno i farmacisti. Quest'anno abbiamo voluto individuare un sistema pratico, efficace, di contatto con la popolazione, al quale hanno aderito tutte le farmacie della provincia di Treviso e che ci rende particolarmente contenti di questo. Il messaggio è semplice e diretto, così come il numero riportato nei sacchetti distribuiti in tutte le farmacie della Marca in vista del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Il 1522 è un numero messo a disposizione dal Ministero, è un numero nazionale al quale tutte le donne che subiscono violenza si possono rivolgere in qualsiasi momento, 365 giorni l'anno. La mobilitazione delle farmacie su impulso di Soroptimist, Conegliano Vittorio Veneto e Generale, oltre 300 quelle aderenti, il perché è presto detto. E il primo approccio con le donne spesso l'abbiamo noi. In più il 70% dei farmacisti che lavorano al banco sono donne e quindi è più facile approcciare queste situazioni e dare una mano indicando a queste donne a chi rivolgersi. E i dati relativi al 2021 parlano ancora di un male diffuso e radicato, oltre 12.000 le richieste di aiuto al 1522 soltanto dal Veneto, 289 le donne accolte nelle case rifugio e la tendenza non migliora, anzi.
C'è un incremento soprattutto dopo il periodo della pandemia, dove c'è stato un obbligo di convivenza forzata e quindi purtroppo subito dopo la fine dell'emergenza c'è stato un aumento delle denunce, ahimè, e quindi c'è una certa preoccupazione sicuramente da questo punto di vista. Se già c'era preoccupazione prima, adesso sicuramente è aumentata. Un'occhiata anche al prossimo ponte dell'Immacolata, che dovrebbe portare tanti turisti alle Terme Euganee, insomma una notizia positiva, vediamo. Sarà un ponte dell'Immacolata carico di turisti alle terme, questo almeno stando alle prenotazioni che gli alberghi del comparto termale stanno registrando in questi giorni. Molte le occasioni di svago messe in scena anche grazie alle amministrazioni comunali che stanno presentando i cartelloni di eventi. Resta però la polemica sulla qualità del turismo, da qualcuno definito mordi e fuggi, che non lascia significativi riscontri sul territorio. Per il sindaco di Montegrotto Terme la soluzione è fare rete con tutte le realtà che sul territorio operano. Ho sentito un po' queste lamentele per il soggiorno di pochi giorni. In realtà è un trend che continua da diversi anni, il soggiorno medio è di 3,2-3,3 notti. Cosa bisogna fare per aumentare questo soggiorno medio? Bisogna ampliare il ventaglio dell'offerta turistica. Ecco che quindi oltre alle terme abbiamo un territorio che è quello dei Colli Euganei, che è sempre più attrezzato per accogliere i turisti e per fare in modo che la vacanza, che attualmente è di 3 giorni, possa estendersi 4, 5, 6 giorni. Tornare ai fasti di una volta serve, per tornare ai fasti di una volta serve programmazione e serve dare delle alternative esperienziali ai nuovi turisti. E così siamo arrivati alle 13:30, alla chiusura di Focus. Vi saluto mostrandovi le immagini di Chioggia che ci sono arrivate, e quindi anche qui insomma acqua che ha sommerso una parte della spiaggia, anche se insomma era un po' previsto, scusate, perché è una cosa che abbiamo ampiamente anticipato. Bene, direi che è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento dopo tutto il pomeriggio con noi ai nostri notiziari, con tante altre immagini anche sul maltempo di oggi, quindi ci rivediamo attorno alle 18:50, ma ripeto, rimanete con noi naturalmente per tutto il pomeriggio con le nostre trasmissioni. Grazie e buon pranzo a tutti.